A Luigi Averna di Riposto per la settima giornata del campionato Under 17 regionale andava in scena Ionia Calcio Riposto contro la Meridiana, padroni di casa di mister Muscolino, reduci dalla vittoria sul campo del Fanalino di Cote a Tirrenia col minimo sindacale per 0-1 grazie alla rete di Bonaventura. La Meridiana, che nell'ultima uscita invece tra le mura amiche del Seminara ha terminato con un pareggio a reti bianche per 0-0 contro il Giardini Naxos, e che anticipa in classifica di appena un punto proprio gli avversari odierni. Dirige l'incontro del signor Pietro Zappalà della sezione 10 Reale, completo multicolor per la Ionia Calcio Riposto, maglia bianca invece per la Meridiana. Si scambiano qui un cenno d'intesa le due formazioni. Sul fischio iniziale del direttore di gara anche un minuto di raccoglimento per commemorare il padre del presidente Giovanni Iuvulano della Meridiana. Scroscianti applausi da Luigi Averna di Riposto per questa iniziativa promossa dalle due squadre, dopodiché potremo passare a raccontarvi del film della gara grazie alle immagini a cura di Giuseppe Signorino. Immediato vantaggio della Meridiana dopo appena 2 minuti, infatti palla in area, resta lì dopo la respinta di Coco, si avventa Salvatore Di Paola, classe 2002, che porta in vantaggio la Meridiana. Doccia fredda per la Ionia Calcio Riposto, che prova a prendere le contromisure. Dall'altro lato sarà però una giornata molto sfortunata quest'oggi per i ragazzi di mister Muscolino. Infatti, come già detto, ci proverà Danzuso per i locali sugli sviluppi di questa azione proveniente dalla destra. Cross calibrato, il pallone resta lì, prova ad avventarvisi il numero 11 della Ionia Calcio, che però spara addosso all'estremo difensore Giulio Vadalà, classe 2003. Segue un calcio d'angolo sul quale prova a svettare Bonaventura, non riesce però a indirizzare verso lo specchio della porta. Gol sbagliato, gol subito. Infatti dall'altro lato la Meridiana, con questa torsione di Alessandro Colletta, si porta immediatamente sullo 0-2. Partita in salita ora per la formazione del presidente Leotta. Bellissima la girata del numero 17 della formazione Etnea, che regala così il doppio vantaggio ai ragazzi di mister Santo Mazzullo. Non si scompone la Ionia Calcio Riposto, che ci prova sugli sviluppi di questa azione sulla linea di fondo, palla messa dentro, non riesce a correggere in porta questa volta Romeo. Ci prova la Ionia Calcio, ma è poco cinica sotto porta. Infatti ancora una volta qui Bonaventura non arriva a correggere sul secondo palo in rete. Azione manovrata allora che libera al tentativo Danzuso, punta un avversario, riesce col destro a sparare. Ottimo intervento però dell'estremo difensore Vadalà, che smanaccia in corner. E questa l'ultima emozione del primo tempo. Duplice fischio il direttore di gara Zappalà. Squadre che vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-2. Decidono sin qui le reti per la Meridiana di Di Paola e Colletta. Si torna in campo con questa serpentina del numero 10 Bonaventura, che fa tutto benissimo, il suo sinistro però di poco alto sulla porta difesa da Vadalà. La Meridiana, che dall'altro lato invece è molto cinica. Terzo tiro in porta e terza rete di giornata. Questa volta è Domenico Castorina, classe 2002, sulla respinta di Coco a freddarlo e fare 0-3 per la Meridiana, e così vola sempre in più come seconda in classifica del girone C Under 17 regionale, alle spalle del Città di Messina, e allunga sulla Ionia Calcio Riposto. È sfortunata però anche la Ionia Calcio, infatti Bonaventura non riesce proprio a bissare il gol, che sono valsi i 3 punti sul campo della Tirrenia Calcio. Colpisce una traversa clamorosa sugli sviluppi di un corner dall'altro lato. Allora ancora una volta, questa volta è Marco Sapienza per la Meridiana a calare il poker. Pesante passivo, forse eccessivo per i ragazzi di mister Walter Muscolino quest'oggi. A Luigi Averna di Riposto prova a correre ai ripari. Infatti entrano in campo in sequenza Puglisi per Romeo, Laguzza per Musumeci, Caruso per Triolo. Seguirà anche l'avvicendamento tra Cavallaro, che prende il posto di Bonaventura, ultimo a mollare dei suoi. Anche Platania invece prende il posto di Denis Ciuto. Avvicendamento tra i pali invece tra Scrivano e Coco. Ci prova allora Danzuso a mettere dentro dal binario destro, non riesce ad arrivare nessuno. In campo anche Bruzzo per la Ionia Calcio Riposto, quando nel finale è la Meridiana che avrebbe le occasioni per rendere il passivo ancora più pesante. Prima Di Paola e poi Giovanni Sciuto, subentrato dalla panchina. Ci prova prima con questo diagonale e poi con questa bordata su calcio di punizione defilato, che però testa i riflessi del subentrato Scrivano. Segue il triplice fischio del direttore di gara e game over a Luigi Averna di Riposto. La Meridiana si impone per 4-0 sulla Ionia Calcio Riposto. Decidono le marcature di Di Paola, Colletta, Castorina e Sapienza per gli ospiti. Nella prossima uscita i ragazzi di mister Walter Muscolino faranno visita nell'8ª giornata alla CR Messina. Un saluto allora da Claudio Costanzo e da tutta la Wii Sport, che vi rimanda al prossimo servizio.